Buonasera a tutti e benvenuti alla 13ª giornata di Serie A di Lega Calcio 8. In campo abbiamo Football Heights, Roma Nord, Zio Mauro Maccarese e San Giovannella. Battuto velocemente, attenzione, c'è la grandissima parata del numero 1 Molon. Tame. Forconi sull'auto di destra, cross al centro in direzione della punta che gira di testa, pallone alto. Sulla sinistra, pallone per figura, di tacco, serve Eusepi che la passa al numero 9, di nuovo Eusepi e c'è il gol, 1-0 con gol di Eusepi che tutto solo davanti alla porta non può fare altro che spingerla in rete. Per Baislac, spazza via, ma Lani intercetta, Dell'Anno 1-2 con Lani, tenta il destro ed è un grandissimo gol per il pareggio di Maccarese con Lani che di destro al volo insacca alla destra del portiere. Ma la recupera Eusepi, adesso Albanesi tenta di liberare il sinistro, si supera un uomo, cross centrale in direzione della punta, ma figura di punta con il sinistro ed è 2-1 per Football Heights. Riparte Stenbock per la Maccarese, se la porta sul destro, tenta il tiro ed è 2-2, bellissimo destro di Stenbock che insacca alla destra del portiere, pareggio meritato della Maccarese. Adesso calcio d'angolo, verrà battuto da Baglieri, cross arretrato in direzione del numero 10, figura, grandissimo intervento di nuovo del portiere, al volo molto elegante, di nuovo possesso Eusepi che si accentra in direzione di figura, allarga per il compagno, cross al centro, il portiere devia, pallone in fallo laterale, Eusepi, Baglieri, cross tagliato basso, la prende Ciferri e grandissima parata di piede di Molon. Si è visto poco fino ad ora, adesso tenterà questo destro a giro, Ortame para e attenzione il numero 7 in tapin solo a porta vuota, centra la traversa, cross tagliato basso, Baislac allontana, attenzione il numero 9, c'è il palo del numero 9 Ciferri. Viene ribattuto dalla difesa, Stenbock riparte, allarga per Dell'Anno, tenta il destro ed è traversa di Dell'Anno con un siluro di destro. Perde palla, Stenbock per Dell'Anno solo davanti al portiere di destro, insacca il 3-2 per la Maccarese. Dell'Anno finalmente riesce a portare in vantaggio gli ospiti. Non è troppo lungo, è costretto a defilarsi. Di nuovo all'indietro per Dell'Anno che di sinistro, attenzione pallone deviato da Baislac e va in rete, 4-2 per la Maccarese, gol beffa per Dell'Anno. Tensa con Stenbock, c'è Dell'Anni che taglia verso il centro, non viene servito da Stenbock che se la porta sul sinistro e tenta il tiro, prende il palo sulla ribattuta Dell'Anno, deviata da Forconi in calcio d'angolo. Fine della partita e la Maccarese vince questo incontro con il punteggio di 4-2.